Benvenuti carissimi e carissime, eccoci alla 12ª domenica del tempo ordinario, oggi domenica 21 giugno 2020. Siamo tornati con la rubrica Carezze per lo Spirito. Nel Vangelo di oggi ascolteremo una parola che suscita anche un ricordo di una frase che disse Papa Giovanni Paolo II. Egli disse: non abbiate paura. Aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo. Ecco queste parole di consolazione nelle quali il Papa ricordava di aprire le porte non solo del nostro cuore o delle nostre case, ma anche delle nostre realtà, delle nostre parrocchie, dei nostri stati. Ecco, era un monito a tutto il mondo di essere aperti, di non temere il fratello, non temere l'altro. Ecco perché in fondo siamo tutti figli amati dal Signore. Ecco allora con queste parole non abbiate paura, il Vangelo di oggi in particolare ci ricorda di non avere paura dell'uomo. E ciò che è detto nelle tenebre, dice il Vangelo, voi ditelo nella luce. Allora è un richiamo, un suggerimento a dire la verità. Ma quale verità? Beh, la verità che ci è stata rivelata dal Signore Gesù Cristo. Egli venendo sulla terra, incarnandosi, prendendo proprio il corpo di un uomo, di un essere umano, ci ha mostrato il volto stesso di Dio Padre. E quindi questa verità noi la troviamo sicuramente nell'Eucaristia, cioè nel corpo di Cristo che noi riceviamo ogni volta in cui partecipiamo alla Santa Messa. Volontariamente ci accostiamo a Lui, il quale ci attende sempre perché è Dio che si offre e viene verso di noi. Allora ci viene ricordato a Messa che non siamo tanto noi ad offrire sacrifici al Signore, ma è Lui che si offre in sacrificio per noi e noi ci associamo a questo sacrificio e spiritualmente saliamo al Padre, ma prendendo il corpo non solo spiritualmente ci uniamo a Lui, ma anche con tutto noi stessi, con tutta la nostra vita. Allora Egli, il Signore Gesù, viene a noi per introdurci nella stessa vita di Dio. Ecco la bellezza. Dio è sceso perché vuole richiamarci a Lui, vuole che noi siamo con Lui, vuole che stiamo insieme, perché questa è la vita più bella, non una vita in bianco e nero, ma una vita a colori, una vita davvero bella, quella insieme a Dio. E allora Egli ci richiama poi con uno stile, lo stile certamente della misericordia e lo stile del perdono. Anche quando noi ricordiamo nel Vangelo il Padre nostro, il Signore ci ricorda di essere capaci di perdonare gli altri, perché Dio ha perdonato noi. Poi si dice ancora oggi, non abbiate paura, perché Dio ama tutte le creature. Ci viene ricordato che nemmeno un uccellino, nemmeno un animale, nemmeno una pianta, niente viene dimenticato da Dio, tanto più l'uomo, la sua creatura più bella. Noi non veniamo mai dimenticati e dobbiamo affidarci a Lui, alla sua bontà, alla sua misericordia. Egli conosce tutto di noi e quindi sa di cosa abbiamo bisogno, sa quali sono i desideri profondi, intimi, i desideri del nostro cuore, sa qual è la lotta che noi viviamo dentro noi stessi. E allora è per questo che accostandoci a Lui e ascoltando la Sua parola, ecco che noi troviamo proprio la nostra strada, perché dentro quella parola, dentro quel sacramento c'è la verità. E la verità non è una verità qualunque, universale, ma è una verità personale, è la verità per noi. Ecco, io ho trovato la mia verità, la verità di Don Christian, possiamo dire, ma ciascuno di voi, Laura, Marco, Paola, Giuseppe e tutti quanti, ciascuno trova la sua personale verità, che non è intimistica, cioè un rapporto tra lui o lei e il Signore e basta,
ma è una verità grande che comprende me personalmente, ma comprende anche tutti, cioè comprende tutti i battezzati che sono il corpo di Cristo mistico. Allora è una verità che ci avvolge, che noi non possiamo possedere, una verità che davvero ci guida in qualche modo. Ecco, allora ringraziamo il Signore anche questa domenica perché in fondo Egli è molto rispettoso della nostra libertà. Egli ci dà in fondo quello che noi chiediamo, quello che noi vogliamo. È talmente rispettoso che Egli bussa delicatamente alla porta del nostro cuore, attendendo che noi apriamo, che noi rispondiamo, che diciamo il nostro sì alla sua rivelazione, che diciamo il nostro sì al suo invito a stare con lui e seguire le sue vie per essere davvero fratelli in Cristo, di Cristo, per essere davvero figli di Dio. Ecco, allora ancora una buona domenica e ci vediamo prossimamente sulla rubrica Carezze per lo Spirito.